il nostro è un lavoro bellissimo, perché scegliamo, proponiamo, cerchiamo sulla carta e ne abbiamo sempre in abbondanza, non c'è mai scarsità di talenti in queste terre. Tutti coloro, dal più piccolo al più grande, che svolgono un'attività e lo fanno con passione e con amore, secondo me dovrebbero essere premiati con l'eccellenza. Credo che la spinta per cui uno fa una cosa, in qualche maniera, è anche per uscire da se stesso e quindi per raggiungere qualcun altro che sta fuori. Il vino lo puoi masticare, lo puoi bere da solo, non necessariamente deve accompagnare qualcosa. Di per sé contiene un sacco di principi, la sua trasformazione stessa è un processo di cucina. Non c'è prezzo, anzi non c'è guadagno migliore di farsi trascinare dalla passione per quello che uno fa, dalla gioia di fare quello che uno fa, dalla voglia di farlo. Il prezzo diventa non farlo poi alla fine. L'innamoramento è fondamentale, la passione, e poi bisogna avere dei buoni maestri. E noi ce l'abbiamo un maestro, siamo quelli forse più, come dire, sollecitati da un maestro severo che ci dà gioia e anche tantissimi dolori, cioè il mare. Quindi i nostri equipaggi fanno vita in mare, crescono, vengono selezionati e lì si impara a stare tutti insieme e tirare tutti dalla stessa parte. Un anno come quest'anno è stato un anno eccezionale e facciamo il vino, ci auguriamo, eccezionale. Comunque cerchiamo di fare del nostro meglio per raggiungere l'eccellenza. Eccellenza che peraltro oggi è veramente premiata. Il giovane oggi beve meno di una volta, però cerca di bere meglio, anzi beve meglio, cercando anche dei significati che non c'erano una volta. Oggi cerca attraverso il vino il rapporto con un territorio, con le persone, con la natura e questo è molto bello, cioè il vino è diventato veramente un messaggero di cose belle, di cose buone e di identità. Il vino del territorio è quello che è più ambito dai giovani. Arrivederci alla 35esima edizione del Premio Masi. Buonasera, grazie a voi di averci seguito stasera con tanto attenzione, con tanto affetto. Grazie.